A dicembre dello scorso anno mi trovo all'inaugurazione di una mostra d'arte. L'autore che esponeva i suoi lavori è stato mio compagno di classe, non solo, ma ha avuto prima di me l'idea di avventurarsi in questa misteriosa sindrome che è la SLA. Con il suo combattere costante, trasmette in coloro che gli sono vicini la voglia di vivere, di godere del presente. A Natale scorso ho parecchio riflettuto su queste tematiche, fino a giungere al desiderio di ritornare a fare musica, con l'intento di richiamare l'attenzione delle persone su queste malattie neurodegenerative per le quali la ricerca appare ancora lontana a fornire delle valide risposte. Così Fabio Cusinato, 54 anni, maestro di musica e figura di spicco nel panorama concertistico veneto, affetto da SLA. La mostra a cui accenna è la personale di Daniele Marcon, l'artista che con Cusinato condivide la stessa patologia e che noi abbiamo incontrato in più occasioni. Da Marcon Cusinato ha attinto la forza di vivere, l'amore per la vita nonostante la malattia, la voglia di non arrendersi, di combattere sempre e comunque, tirando fuori le bellezze che ogni essere umano custodisce. In questo caso la pittura per Marcon, la musica per Cusinato. E allora il maestro ha deciso di rimettersi in gioco, dirigendo un concerto in duplice serata domenica 3 novembre e in via eccezionale sabato 2 novembre alla chiesa di San Francesco a Bassano, assieme agli amici di Musica Riservata e agli invaghiti del torinese. Dixit Dominus, arie che un giovane Handel scrisse in uno dei suoi primi viaggi d'Italia, musiche molto complesse di difficile esecuzione che saranno una vera e propria sfida per tutti gli artisti, a cominciare dal direttore, il maestro Fabio Cusinato. Ma il bello delle sfide sta proprio nel farci sentire davvero vivi e colmi di emozioni. Molte persone colpite da gravi malattie perdono il significato della vita. Malattie come questa riescono a distruggere dentro, riescono a far perdere la speranza. Ognuno di noi ha una ricchezza nascosta che spesso emerge paradossalmente proprio nella prova della sofferenza. Questo è il nostro grido che esprimeremo i prossimi 2 e 3 novembre.